buona giornata a tutti voi telespettatori, un buon inizio di settimana nonostante il maltempo, nonostante la pioggia, insomma un buon lunedì a tutti voi. Ieri il governatore del Veneto Luca Zaia ha annunciato che proprio da oggi ripartono praticamente tutte le attività, resta ancora un'incognita, anzi sono due le incognite che restano, che sono quelle delle prossime elezioni e la ripartenza, la riapertura delle scuole. Allora sentiamo. Vediamo la bottiglia mezza piena. Il 14 potrebbe essere una bella idea. Si fanno le elezioni il 6. Non ho capito perché le famiglie devono ritrovarsi i bimbi a casa per una settimana dopo aver aperto le scuole. Nel rimpallo delle competenze Stato-Regioni una cosa rimane certa, ovvero che saranno le singole regioni a fissare la data di inizio delle lezioni scolastiche. Il presidente Zaia detta i tempi. Incalzato dai giornalisti chiarisce: 14 settembre si apra, anticipiamo le elezioni. Scuole non militarizzate. La Regione Veneto produrrà le linee guida anche per le aperture a settembre. La scuola ha bisogno semplicemente di una linea guida basic, molto basic, che sono di buon senso, no? Ma la data forse più importante, anche se rivelata tra le righe oggi nel corso del punto stampa per Zaia, è quella del 15 luglio, momento che dovrà segnare una sorta di deadline, linea di confine, a partire dalla quale le restrizioni con cui siamo stati abituati a convivere spariranno. La verità è che ci sarà un'evoluzione, io spero che si vada alla normalità nel giro di qualche settimana. Se tu vuoi mettere una data, penso che il 15 luglio sarà la deadline per fare tutti questi ragionamenti, perché poi capisci che anche un servizio turistico, se li devi far lavorare per bene, devi sbloccargli l'estate, se no, vabbè, a quel punto non risolvi niente. Se è vero che molte regole sono già state ampiamente allentate, dall'utilizzo della mascherina alla possibilità di usufruire di determinati servizi, Zaia auspica che si vada progressivamente verso un'abolizione delle limitazioni. Se continua così e se i dati epidemiologici saranno questi, lo stesso governo, mi permetto di dire, ma non faccio il portavoce del governo, nel momento in cui fa un'ordinanza, la fa scadere, fa un DPCM, lo fa scadere il 15 luglio, vuol dire che vuol fare un tagliando il 15 luglio. Al governo impegnato negli stati generali dell'economia chiede nuovamente un impegno per l'autonomia, la sburocratizzazione dei processi, risorse e una revisione degli appalti per sbloccare le grandi opere che la Regione si dice pronta a far partire, a patto che l'Eregola diventi il modello Morandi. E ho accennato poco fa al maltempo, una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta anche in tutta la zona del Trevigiano, proprio nello specifico a Pederobba, immagini davvero sconcertanti, vediamole assieme. Fuori casa mia, la macchina della Martina, trasportata via dall'acqua. Assurdo, mai successo. Raga, non so se rende l'idea.
Piegami tu. Davvero delle immagini impressionanti, e tra l'altro la gente ovviamente sotto shock, i residenti di Pederobba sotto shock, vigili del fuoco, volontari hanno lavorato per ore per poter cercare di ripristinare al meglio, riportare al meglio alla normalità tutto quanto, scantinati e allagati, neanche da dire, bastava vedere le immagini che abbiamo appena mostrato. Allora sentiamo proprio la gente. Sono il proprietario di questo appartamento al piano terra e è venuto una bomba d'acqua, ma sembrava sì, tutto normale. Dopo 10 minuti ho visto venire giù un fiume dalla montagna e mi dicono che probabilmente non hanno il tubo che vedete lì, quello in cemento che raccoglie l'acqua che viene giù dal Monfenera, era ancora sporco. Questo mi hanno detto, e infatti è passato il camion per andare a pulirlo. È la terza volta in 10 anni, no. Non so, forse bisognerebbe trovare una soluzione per evitare altri danni. Insomma. Ho visto la grandine e la pioggia forte forte. Poi sono andata per fare una passeggiata e mi sono trovato con tutto il disastro che è sorpassata sopra il ponte del vento che ci avevano altri. Sono arrivata, ho visto tutto un disastro così e sono venuta qua perché mi abiti là. Sostanzialmente dopo la bomba d'acqua arrivata verso le 14:30-15, le due valli a monte hanno scaricato tutta l'acqua sostanzialmente all'insieme ai detriti che hanno tappato le condutture che portano a valle e hanno straripato sulla zona alta di Pederobba della via Roma. Come vedete alcuni scantinati sono andati sotto, stiamo operando con l'aiuto della Protezione Civile di Pederobba, l'aiuto delle squadre dell'AVAB Pedemontana, del Grappa di Crespano, e stanno arrivando dei colleghi dell'ANC di Castelfranco per il discorso della viabilità. Ora procederemo con la pulizia degli scantinati e la pulizia delle sedi stradali che sono state ripulite da alcune ditte locali, da tutti i detriti e il sedimento che c'era sulla strada, sul manto stradale. Anche stavolta con la bomba d'acqua è crollato tutto e quindi è stato proprio brutto questo posto qua. Hanno portato via tutti i San Pietrini del parcheggio in quella zona e lasciando proprio anche addirittura una macchina un po' in bilico. Si sono allagati tantissimi garage, il garage di tutto questo stabile, il garage dello stabile della Banca Intesa, e adesso hanno appena finito di liberare anche i garage. Sicuramente danni davvero importanti, credo che bisogna assolutamente pensare a qualcosa di importante anche come fondi, altrimenti questi comuni si trovano sempre da soli, senza soldi, e con problemi sempre per i nostri cittadini. Davvero una situazione terribile, quella in cui si sono trovati i residenti di Pederobba, e sta piovendo anche a Padova perché siamo collegati con la nostra Valentina Visentin sotto la pioggia. Valentina, però sì, dai... giusto. Però era per darvi una buona notizia che arriva da Padova, perché c'è stato il report fatto proprio l'USL 6 Euganea, che ha confermato che tutti gli ospedali della rete ospedaliera dell'USL 6 Euganea sono Covid free, ovvero i pazienti attualmente ricoverati sia in reparto di non criticità sia in terapia intensiva si sono tutti negativizzati, quindi non risultano al momento positivi. Questo vale per l'ospedale di Schiavonia, per Piove di Sacco, Cittadella e Campo San Piero, insomma tutta la rete ospedaliera dell'USL 6. E il discorso aveva fatto anche per i dipendenti, anche tutti i dipendenti dell'USL 6 Euganea sono negativi. È una notizia che ha dato con gioia il direttore generale Domenico Scibetta,
Parlando anche di un altro episodio molto carino, perché domani ritornerà al lavoro Lanfranco, infermiere 62enne di Schiavonia, che nei giorni più critici dell'emergenza coronavirus, svolgendo il suo lavoro, si era ammalato ed era stato ricoverato per un mese intero, una settimana addirittura in terapia intensiva dove era stato intubato. Ora l'infermiere si è ripreso completamente e quindi domani tornerà in servizio proprio a Schiavonia. Questa è la bella notizia che ha voluto dare il direttore generale dell'USL 6 Scibetta. Attualmente, per quanto riguarda invece le case di riposo del Padovano, risultano ancora 7 casi, 6 sono a Bovolenta, 1 invece al pensionato Ira. Ha specificato l'USL 6 che non si tratta di nuovi casi, quindi non si può parlare di nuovi focolai, ma sono ospiti che sono in attesa di negativizzarsi, che stanno appunto devono svolgere i 2 tamponi necessari per la conferma dell'avvenuta negatività. Altra bella notizia che è arrivata ieri invece riguarda Vo, che a tutti gli effetti, il primo cluster veneto, a tutti gli effetti è Covid free da ieri pomeriggio. Anche l'ultimo cittadino che da molti giorni, da molte settimane rimaneva positivo, si è negativizzato. Il comune ha vinto la sua battaglia, soddisfatto il sindaco Giuliano Martini, ma quello che è emerso dai 3 test a cui si sono sottoposti i cittadini è davvero sorprendente, perché l'ultimo test sierologico, quindi quello fatto con gli esami del sangue su base volontaria a tutti i cittadini di Vo, ha dimostrato che ci sono stati ben 63 cittadini che a febbraio erano risultati negativi al tampone, che invece hanno sviluppato l'immunità al virus. Questo vuol dire che quando a febbraio c'è stato il primo giro di tamponi e poi era stato chiuso, loro erano già guariti, avevano avuto il coronavirus ed erano già guariti. Questo significa che, ha detto il sindaco, che il virus circolava a Vo presumibilmente già da fine gennaio. Tutti questi dati, questo studio condotto, voluto dalla Regione Veneto e condotto dal virologo Andrea Crisanti, tra poche settimane verrà pubblicato sulla rivista scientifica Nature. Intanto nei prossimi giorni dovrebbero iniziare dei sondaggi, dei colloqui, un'intervista di queste 63 persone per capire e ricostruire quindi la possibile catena di trasmissione del virus e quindi come il coronavirus sia arrivato a Vo e sui Colli Euganei. Di conseguenza, proprio nel vero senso della parola, il comune di Vo diventa un bacino di ricerca, di studio. Infatti il sindaco ha detto: siamo molto orgogliosi perché dal nostro comune stanno emergendo delle notizie importanti. Ci sarà poi anche uno screening per ricostruire uno screening del DNA, quindi per capire proprio come abbia agito il virus. Quello che è certo è che questo studio ha confermato che l'isolamento, la zona rossa creata a Vo all'indomani dello scoppio della pandemia qui in Veneto ha funzionato per contenere i contagi, perché a Vo su 3.300 persone alla fine se ne sono ammalate solo 88, per dire solo 88, poi ci sono stati anche purtroppo i 3 decessi, tra cui quello di Adriano Trevisan, che è il primo morto italiano di Covid, ma aver chiuso il comune è stato importantissimo per contenere i contagi e quindi insomma il Vo è proprio uno studio, è un esempio, è un modello ed è a livello internazionale uno studio molto importante per capire, che ci farà conoscere molte cose sul coronavirus. Ecco, ascolta, prima di salutarti, giusto per capire, si sentiva dire il discorso degli uomini maggiormente colpiti rispetto alle donne, tra l'altro i deceduti sono stati più uomini rispetto alle donne. Sì, questo è ancora da capire. Comunque è vero, gli uomini sono stati maggiormente colpiti. Un altro aspetto invece lo ha spiegato molto bene il virologo Andrea Crisanti nei giorni scorsi e ve lo abbiamo raccontato, riguarda i bambini ed è quello che è emerso sempre dallo studio di Vo. La fascia meno colpita riguarda i bambini dall'1 ai 10 anni, dove molti bambini, addirittura 15 esposti proprio con familiari contagiati e ricoverati, nessuno di loro ha sviluppato il virus, ha contratto il virus. Negli adolescenti, nella fase della preadolescenza e adolescenti, ci sono invece stati un paio di casi, quindi più ci si avvicina alla 17-18 anni, più c'è la possibilità anche per loro il rischio, però è sempre comunque molto bassa. Quello che ha detto il virologo Crisanti, parlando di possibile riapertura di scuole, che per quanto riguarda i nidi, forse i bambini sotto l'anno è meglio non portarli all'asilo nido, ma questo ha detto è un consiglio perché si è dimostrato invece che
la resistenza al virus si sviluppa intorno all'anno di età. Bene, allora grazie. Che emergono dallo studio di Vo, ovviamente. Certo, bene. Grazie a Valentina Visentin, la nostra Valentina Visentin, anche tra l'altro questi aggiornamenti e queste belle notizie, soprattutto perché insomma abbiamo sentito che anche soprattutto la struttura di Schiavonia che era stata adibita a Covid Hospital, come Covid Hospital, c'erano tutti i malati di Covid dell'UL6 appunto ricoverati a Schiavonia, insomma adesso non c'è più nessun positivo, quindi gran belle notizie queste. Ci separiamo per qualche minuto, ci troviamo subito dopo la pausa. Rieccoci in studio, nuovamente in diretta Focus TG e vi raccontiamo adesso con il prossimo servizio i momenti più salienti della festa di Sant'Antonio che Rete Veneta ha ripreso integralmente per tutta la giornata, dalla mattina alla sera, tutte le cerimonie che ci sono state. Abbiamo portato nelle vostre case davvero queste emozioni fortissime, indimenticabili e uniche di questa giornata davvero spettacolare anche dal punto di vista meteorologico. E tra l'altro proprio c'è stato un vero e proprio boom di ascolti, tantissimi voi telespettatori, decine di migliaia, centinaia di migliaia di telespettatori che ci avete seguito per tutta la giornata e avete portato, i dati Auditel hanno parlato chiarissimo, Rete Veneta e la sorella Antenna 3 in vetta, in solitaria rispetto a tutte le altre televisioni locali. Ma allora riviviamo assieme questi momenti splendidi. Una giornata di sole indimenticabile, intensa, emozionante, gioiosa, impegnativa, colma di fede. 13 giugno 2020, il giorno dedicato a Sant'Antonio, una festa che quest'anno ha assunto un significato ancor più forte, ancor più acuto, corale, vero, arrivata dopo mesi difficili, drammatici, dettati dall'emergenza Covid. E la conferma le centinaia di migliaia di persone che hanno seguito su Rete Veneta la diretta integrale, dal mattino alla sera, di tutti gli eventi che hanno caratterizzato le cerimonie dedicate al santo. Un boom di ascolti, vi mostriamo al proposito il grafico Auditel, vedete, Rete Veneta è segnata dalla linea blu, la sorella Antenna 3 da quella rossa. Beh, è chiaro in quanti avete voluto essere partecipi di questo evento spettacolare che abbiamo ripreso, raccontato, spiegato, vissuto assieme a voi e portato nelle vostre case. E non possiamo che ringraziarvi per la fiducia che ci avete concesso. Tantissime persone che ci hanno seguito in streaming anche dall'estero, che hanno voluto esserci, quasi potessero sentire la forza e l'energia di Sant'Antonio. È stato un unirsi emotivamente e idealmente per riuscire insieme con una preghiera collettiva e spirituale ad attingere l'energia emanata dal santo, facendoci sentire tutti, chi era fisicamente sul posto e chi è stato presente attraverso la diretta di Rete Veneta, uniti in un grande abbraccio fraterno. Il santo sull'elicottero ha sorvolato la città arrivando sui cieli di Vo, paese particolarmente messo in ginocchio dal coronavirus, con i ragazzi che hanno scritto con lettere viventi il nome del loro comune nel grande campo da calcio. Suggestivo l'arrivo all'ospedale di Schiavonia, toccante vedere i vertici della direzione dell'azienda sanitaria visibilmente commossi davanti al santo. Il piazzale della Basilica, nel cuore di Padova, invaso dai fedeli, mantenendo le misure di sicurezza, e davanti a loro la reliquia di Sant'Antonio che ha riscaldato i cuori dei presenti e di tutti voi che ci avete seguito sino alla fine. Un gran lavoro che la nostra squadra ha portato avanti magistralmente. Insieme a voi, cari telespettatori, siamo stati testimoni di un momento che non potremo mai scordare. La benedizione di Sant'Antonio è stata come una carezza che abbiamo avvertito tutti, indistintamente, anche chi non è particolarmente credente. Una carezza che è arrivata dopo tanta sofferenza per molti, quasi a dire: forza, insieme ce la possiamo fare. Immagini splendide davvero per una giornata densissima di emozioni. Adesso invece andiamo a Treviso e ci occupiamo della caserma Serena, dove, lo ricorderete, si trovano tantissimi immigrati, un hub trevigiano di immigrati. Bene, dopo i periodi tafferugli che ci sono stati all'interno, anche pesanti, pare che la situazione sia tornata alla normalità. Io sono bene.
io non c'è tosse, non c'è male la testa, sono a posto io, ma sono paura perché non posso uscire. Vorresti uscire? Voglio uscire? Sì, voglio uscire per andare a cercare lavoro così, per fare la mia vita. Chiedono di tornare alla loro normalità, anche se di normale nella vita di questi ragazzi c'è poco o nulla, soprattutto dietro a delle inferriate. La domenica tra i richiedenti asilo della caserma Serena di Casier è trascorsa tranquilla, ma le immagini della protesta dei giorni scorsi sono ancora vivide, così come non passano inosservati uomini e mezzi di polizia e carabinieri sempre presenti davanti ai cancelli chiusi. A condannare le proteste con fermezza la stessa cooperativa Nova Facility che gestisce la Serena accanto ad altre strutture in tutta Italia, da Pordenone a Lampedusa. Io quello che da cittadino, prima che da gestore, mi sento di dire che la violenza è inaccettabile, inqualificabile. I soggetti che se ne sono resi responsabili devono essere puniti ai sensi della legge. Condanna ferma dunque, così come è netto l'atteggiamento nei confronti dell'operatore addetto alla raccolta rifiuti rientrato dal Pakistan a fine maggio e risultato positivo al virus. L'uomo avrebbe nascosto il suo stato febbrile per diversi giorni ai sanitari della struttura che dal 1 giugno a domenica 7 gli hanno sempre monitorato la temperatura in via precauzionale. Un altro dipendente va a dire alla responsabile sanitaria: guarda che Hussein mi sembra strano. È tutto sudato e fa freddo e poi è un po' spossato. La responsabile sanitaria a quel punto, a distanza di 6 ore e mezzo da quando aveva fatto la precedente misurazione a inizio turno, va a fargli la misurazione e lo trova con 38,7. E gli chiede: come mai Hussein? Cosa è successo? Come mai non ti sei accorto che ti stava salendo la febbre? E lui ha risposto: ma io prendevo sempre ibuprofene prima che te mi venivi a misurare la febbre. Da qui l'avvio di un procedimento disciplinare e la denuncia dei fatti in questura con la convinzione che la cooperativa ha fatto tutto il possibile. L'azienda ritengo che sia stata un'ottima sentinella del territorio, perché se questo signore che ha avuto questa condotta non fosse stato un dipendente di Nova Facility o di un'altra azienda che segue questo protocollo, sarebbe potuto tranquillamente girare per tutto il territorio senza che nessuno gli avrebbe mai trovato la febbre, perché prendeva l'ibuprofene, e quindi avrebbe potuto potenzialmente contagiare un sacco di persone. C'è poi il dibattito politico dominato da chi chiede la chiusura della caserma o comunque un ridimensionamento, e poi i residenti, anch'essi divisi. Sinceramente chiuderei, però non vorrei essere fraintesa. Chiusa non proprio, forse un pochettino ridimensionata per ampliare un pochettino di più gli spazi, forse quello sì. Però chiusa del tutto, non so. È da tanti anni che sono qua, non hanno mai disturbato, anzi salutano in italiano. Io che sono, diciamo, la più anziana, che sono sempre fuori, mi dicono sempre ciao mamma. Nessuna lamentela per quanto riguarda loro. Adesso invece ci occupiamo della riapertura fase 3, ne ha accennato poco fa, proprio in apertura del nostro Focus TG, il governatore Zaia, e noi stiamo facendo un po' il giro, soprattutto nel Vicentino, dei piccoli comuni per capire quali sono i problemi maggiori che si trovano ad affrontare i sindaci, appunto le richieste che i cittadini fanno soprattutto ai sindaci delle piccole realtà, delle piccole enti comunali. Ma sentiamo. Questa fase 3 che si apre speriamo sia abbastanza, come dire, corta in termini di tempo, però purtroppo insomma, le prospettive non sono delle migliori. Ci presenta dei casi problematici sicuramente nel nostro paese, nel mio paese, ma come in tutti i paesi della zona. Le famiglie che si sono avvicinate al comune per cercare un aiuto sono state numerose, circa il 10% della popolazione, circa il 10% scusate, delle famiglie. Anche a Campiglia dei Berici la situazione economica è drammatica per molte famiglie che prima della pandemia potevano vivere invece una dignitosa quotidianità. Tante le coppie dove entrambi i genitori lavoravano improvvisamente si sono ritrovate a casa. E questo è l'aspetto saliente che di più preoccupa il primo cittadino nella difficile fase delle riaperture. E in particolare la tenuta delle aziende medio-piccole, di cui è principalmente composto il tessuto imprenditoriale di Campiglia, ad essere un caposaldo che va garantito con tutti i mezzi possibili. C'è la necessità di fare una riunione anche tra i sindaci dell'area per poter capire come procedere insieme con azioni concrete, con azioni pratiche per aiutare
soprattutto le piccolissime aziende che adesso in questo momento stanno davvero soffrendo, a superare questa fase e a cominciare a ripartire. È un lavoro che deve essere fatto di squadra e in questo senso appunto dobbiamo ritrovarci come amministratori per porci insieme al fianco degli imprenditori. Il sindaco Zulian di Campiglia dei Berici parlava proprio delle tante attività aziende in difficoltà. Un esempio è dato soprattutto dagli agriturismi. Negli agriturismi il calo delle presenze nel ponte del 2 giugno scorso è stato dell'80%, ma la situazione attuale sta lentamente migliorando secondo i dati forniti dalla Coldiretti. Il ritorno dei turisti, soprattutto nostrani, era fortemente atteso dagli operatori. La fase post-Covid è iniziata anche in Campania, dove per incoraggiare i turisti si è visto il fiorire di proposte originali come l'agri-aperitivo 3 filari di viti o chi fornisce il kit completo per le grigliate. In Campania, infatti, il distanziamento naturale e la salubrità sono il punto di forza in prossimità delle riaperture dei confini regionali. Anche nel Vicentino a pesare è il calo della domanda interna, visto che la quota annuale degli stranieri che pernottano nelle campagne è di circa il 60%. Hanno pesato le cancellazioni forzate delle cerimonie religiose, cresime, battesimi e matrimoni, ma anche le attività delle fattorie didattiche. Servono manovre più decise per sostenere il settore, secondo Coldiretti, che in caso contrario prevede perdite vicino al miliardo di euro nel 2020. Situazione migliore invece per quanto riguarda le malghe in montagna, che hanno riaperto in sicurezza, registrando fin da subito una buona affluenza. Ormai prossima è la riapertura anche dei cinema, c'è da dire che non tutte le strutture però sono pronte per riaffrontare queste nuove aperture, ovviamente seguendo tutte le misure di sicurezza. È come ritornare a fare una passeggiata, è liberatorio, è culturalmente stimolante, quindi è una delle parti più importanti della vita sociale, quindi farebbe bene a tutti. Viva il cinema! Non occorre essere cinefili incalliti per sperare nella nuova fase 3 e nel nuovo ciclo di aperture. Non solo cinema da domani, ma anche teatri e spettacoli musicali, in attesa dell'avvio delle discoteche il 19, quando si potrà iniziare a ballare, almeno da soli. Il piacere di una prima visione atteso da molti. Nella Marca le sale si stanno preparando a macchia di leopardo. Lavori in corso allo storico Edera, pronto a staccare i biglietti da sabato 20 giugno, mentre per il cinema corso bisognerà attendere la fine del mese. Tra i primi a partire ci sarà già nelle prossime ore il Multisala Verdi di Vittorio Veneto. Chi può farà proiezioni all'aperto come a Mogliano. Ancora desolante il panorama attorno allo Space di Silea, una delle più grandi strutture a nord-est, solitamente frequentata da migliaia di spettatori. Sì, un po' spaventoso, non fa un bel aspetto, sicuramente. Speriamo che aprano prima possibile. Che si riapre tutto, il paese deve ripartire, se no... In attesa del primo ciak, i trevigiani si preparano, poco importa il cartellone, già il piacere di sedersi su una comoda poltrona per qualcuno è già abbastanza. C'è tantissima voglia di tornare al cinema e anche a teatro soprattutto, quindi vedere film, vedere spettacoli, speriamo riaprano presto. A me piacciono i thriller, azioni che ti tengono sempre lì sull'entusiasmo. I thriller sono i migliori. Il cinema va bene anche distanziati con le mascherine? Sì, per me non è un problema. Se queste sono le regole per stare bene, per non avere poi altri problemi, si prova anche questo, insomma. Speriamo di tornare presto alla normalità. Siamo alla pagina politica perché c'è ancora incertezza sulla data delle prossime elezioni e allora abbiamo chiesto alla gente che abbiamo incontrato a Bassano del Grappa cosa ne pensano, qual è per loro la data migliore per andare a votare. Le elezioni regionali dividono i bassanesi tra chi vorrebbe votare subito, chi preferirebbe attendere e chi propone altre soluzioni. A luglio sicuramente, in settembre è troppo tardi, però aspettiamo, vediamo cosa succede. Luglio? Cioè prima possibile? Prima possibile, sì. C'è poi la schiera degli indifferenti, non esprimono preferenze per la data. A questo punto ormai indifferente, voglio dire. Per me è lo stesso, guardi, non è che cambi idea, quindi... Chi parla di settembre pensa che serva più tempo per preparare l'appuntamento. Settembre. Come mai? Secondo me è un periodo, anche per capire un po' come
come andrà. A luglio la gente è facilmente in ferie, ok, quindi... Troppo presto? Troppo presto. Cioè, bisognava muoversi prima allora per votare a luglio? Semmai sì, penso di sì. Insomma, ci vuole anche un po' di preparazione, di campagna elettorale. Io farei una votazione unica, ecco, quello sicuramente. Comuni, province e anche nazionali per me. Quindi ci sono gli incerti che non sanno bene cosa preferire. Lasciamo un po' vedere come vanno le cose. Settembre. Perché? Tornano tutti delle ferie, allora hanno più tempo. Per molti luglio è una data che è ancora abbastanza lontana da permettere di organizzare bene la votazione. Ma subito anche. Anche per lei prima possibile? Prima possibile, certo, a cambiare un pochettino le cose. È indifferente perché sarà come si dice, un plebiscito? A luglio, sì. Prima possibile? Sì. A luglio. Prima possibile? Prima possibile. Zaia deve essere riconfermato. Ma se fosse a settembre rischia secondo lei? No, assolutamente. Su una botte di ferro. Infine chi rifiuta perfino l'idea delle urne o le rimanda niente meno che al 2021. Non ho niente da dire perché non voto, quindi non mi interessa, grazie. Io non voto. Io direi l'anno prossimo oramai, perché a luglio la gente è in ferie, chi va? A settembre iniziano le scuole, non è giusto chiudere le scuole dopo 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi sono chiuse, per cui insomma per me è meglio l'anno prossimo, in primavera l'anno prossimo. Staremo a vedere cosa deciderà il governo, basta che però si sbrighi a decidere perché davvero ormai luglio è vicinissimo. Ci separiamo per qualche minuto e poi ci ritroviamo dopo la pausa. Siamo nuovamente in diretta e ci occupiamo dei lavori in corso della Pedemontana e ci saranno modifiche alla viabilità nell'area di Rosà. Sono divenute effettive le modifiche alla circolazione su via Crocerone e via Carbonera, le strade di confine tra i comuni di Bassano e Rosà. Per i prossimi 6 mesi verrà sperimentata la nuova viabilità, studiata con l'obiettivo di aumentare la sicurezza di residenti e di quanti transitano nelle 2 strade, caratterizzate da una ridotta larghezza della carreggiata. Le modifiche alla viabilità riguardano il senso unico in direzione est lungo il tratto di via Crocerone che collega via Carpellina alla statale 47 e lungo il tratto che collega via Cadolfin a via Carpellina. In direzione opposta è istituito un senso unico lungo via Carbonara che collega via Cadolfin alla SP59 Viale De Gasperi. E con la cronaca andiamo a Lonigo perché un 25enne ha denunciato di essere stato rapinato, un ragazzo di 25 anni residente proprio a Lonigo ai Carabinieri. La vittima attorno alle 10 di sera stava camminando in centro paese, è stato fermato da 3 persone, è stato colpito con un bastone, ferito in maniera seria alla testa e gli hanno intimato di consegnare il telefono cellulare che aveva. E poi i 3 sono scappati. Il giovane è andato subito al pronto soccorso, gli hanno diagnosticato 10 giorni di prognosi, però non ha informato subito i carabinieri, ha aspettato qualche ora, insomma adesso i carabinieri militari appunto di Lonigo stanno indagando, stanno facendo le indagini per cercare di risalire al terzetto e magari le telecamere di videosorveglianza presenti in paese potrebbero venire in aiuto dei militari. E invece sempre i carabinieri di Vicenza però assieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro e gli agenti della questura di Vicenza ieri notte hanno proceduto a un controllo in un locale pubblico che si trova in via Zamenhof. Il legale rappresentante è un 30enne di Tiene, sono entrati che era circa l'1 di notte, c'era il direttore, un uomo di 37 anni e una decina di avventori. Dall'esito del controllo sono stati identificati 2 lavoratori in nero sui 3 presenti e al termine del controllo tra l'altro è stata sospesa l'attività imprenditoriale fino al pagamento di 2.000 euro e la relativa ovviamente regolarizzazione del personale non in regola. Violazione anche con sanzione amministrativa di oltre 7.000 euro e non sono stati rispettati i regolamenti per appunto anti-Covid, di conseguenza ulteriore sanzione anche per questa cosa. Intanto in attesa dell'arrivo del governatore Zaia vi mostro anche la foto che ci hanno
inviato i vigili del fuoco per un principio di incendio questa mattina proprio ad Arzignano. Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta. I pompieri sono riusciti a entrare indossando tutti appunto gli indumenti apposta perché c'era tantissimo fumo all'interno della zona a giorno. L'allarme è stato dato da un vicino di casa che ha notato appunto fumo nero denso uscire dall'abitazione. Gli operatori hanno subito provveduto ad arieggiare i locali con un ventilatore elettrico e hanno ripristinato così la sicurezza dell'abitazione. Adesso stanno cercando di capire quali possano essere le cause dell'incendio, che fortunatamente è stato arginato in pochissimo tempo. Intanto vedo che la postazione alla sede della Protezione Civile di Venezia è già allestita, tutti i microfoni sono a posto, questione davvero ormai di manciata di minuti, dovrebbe arrivare il governatore. Ne approfitto per leggere alcuni dei vostri messaggi. 340 3218 806 il numero a cui potete inviarci i vostri messaggi, ma è arrivato il governatore, quindi non leggo niente. Vi lascio alla conferenza stampa del governatore Zaia. Buongiorno, buongiorno. Poi l'orario siamo giusti, sì. Perfetto. Grazie e buongiorno a tutti. Volevo salutare il professor Andrea Vianello, dopo darò la parola a lui. Lui è stato uno degli eroi della partita dell'emergenza coronavirus, e lui rappresenta, il professor Vianello rappresenta tutta la partita, diciamo, del mondo che sta a metà, no? Tra le infettive e le terapie intensive, ovvero coloro che si sono occupati di tutto quello che è le terapie subintensive. E penso che sia utile oggi avere uno spaccato dal professor Vianello rispetto a quello che è accaduto e quali sono le osservazioni anche rispetto a dei pazienti che ha visto, e anche quali sono le cure migliori che si possono ovviamente praticare in occasione di un eventuale ritorno del virus, e non solo. Ma dopo passerò la parola al prof. Vorrei iniziare col bollettino, e ho anche 2 o 3 comunicazioni poi da darvi. Questa qua, questo qua, ecco qui. Allora, tamponi, 817.002. I positivi in totale in Veneto sono 19.220, un positivo in più. Considerate che qui ci sono le casistiche delle ripositivizzazioni e altre partite, case di riposo, cluster ospedalieri, insomma, comunque gli isolamenti. E 19.220. I ricoverati sono 271, sono solo 38 i ricoverati Covid in questo momento. Terapie intensive 13, il dato invariato rispetto a ieri, quindi lo conoscete già, 1 più 12 praticamente. Totale di morti 1978. Accomodatevi, entrate. Salutiamo. Prego, accomodatevi. Che c'è un po' del posti, accomodatevi. Grazie. Prego. Buongiorno. Ci voglio ricordare che fra l'altro gli assessori, l'assessore Lanzarin, e c'era anche Bottacini. Con loro. Questa mattina ci sono stati diversi incontri, il comparto dei trasporti, lo spettacolo, i marittimi, cassa integrazione, eccetera. Partiranno dei tavoli, e quindi salutiamo un po' tutti quelli che sono qui presenti. Morti in ospedale 1411, dimessi totali 3498, nati 77. Alcune considerazioni. Allora, scusate perché c'è un po' di roba. E intanto c'è un'emergenza, volevo dirlo. Abbiamo 2 circhi, il Togni è un'altra realtà, la Favola siamo noi,
esattamente il Circo Togni, Cesare Togni a Somma Campagna, ha 2 elefanti, 18 cavalli, 3 tori e 3 maiali, sono senza cibo. Serve, adesso noi come protezione civile ci attiveremo, ma se qualcuno volesse portare a Somma Campagna serve fieno e mangime per questi animali. E l'altra realtà è la Favola Siamo Noi, una mostra faunistica itinerante, si trova a Noventa Vicentina, ha 5 dromedari albini, poi altri lama, pony, insomma altri animali, ne ha parecchi. Anche qui, se qualcuno volesse andare a Noventa Vicentina, anche qui sono circa 150 animali, mancano ovviamente fieno, mangime per cani e gatti e per pollame. Noi ci stiamo attivando come protezione civile, ci è arrivata questa richiesta, però lo dico, siccome ci sono molti cittadini disponibili a dare una mano, vi ricordo che le 2 realtà, una è a Somma Campagna, ripeto, 2 elefanti, 18 cavalli, 3 tori, 3 maiali, e poi l'altra realtà invece è a Noventa Vicentina che ha 150 animali. Detto questo, volevo anche dire che rispetto al lavoro che stiamo facendo sul fronte ordinanze stiamo lavorando, avremo un incontro anche in settimana con i colleghi presidenti. Voi sapete che oggi i colleghi ci rappresentano agli Stati Generali, però affronteremo in settimana l'ulteriore, diciamo, tagliando le linee guida, nel senso che c'è una continua evoluzione della fase, quella che qualcuno ha definito fase 2, forse siamo già nella fase 3, e siamo tutti convinti del fatto che il 15 luglio possa rappresentare una deadline, quindi l'occasione per capire se sarà un'occasione di allentamento importante delle linee guida per molti comparti o addirittura della sospensione ancora delle decretazioni. Cercheremo di capire cosa accadrà anche con i DPCM, perché il governo dovrà rinnovare per il 15 luglio, decidere se rinnovare un DPCM oppure abbandonare il DPCM e quindi far tornare tutti alla normalità. Abbiamo delle partite aperte, lo sapete, il tema spettacoli è una partita aperta, nonostante lo si sia risolto, diciamo, in maniera importante con la decisione sulla nostra ordinanza, e altre partite come quelle rappresentate dai teatri, dalle discoteche e un po' tutte le attività, nel senso che noi contiamo anche rispetto agli accessi alle case di riposo, contiamo di prendere in mano quest'ulteriore problema, che è un problema reale, e questo penso che sia ormai una questione di ore, giusto? Domani, massimo dopodomani, di fare in modo di mettere, diciamo, in tranquillità le gestioni delle case di riposo e non solo, e fare in modo che i familiari possano rivedere i propri cari che magari sono ospiti di case di riposo o di centri di accoglienza. Vi dico questo perché è ovvio che tutto non può prescindere dall'andamento epidemiologico, dai dati sanitari che abbiamo, che ad oggi sono buoni, cioè voi vedete che abbiamo un positivo, numeri invariati in terapia intensiva, calo dei ricoverati, e quindi si va sempre verso la direzione di positività, confermando il nostro modello matematico che ci dice appunto che alla volta di fine giugno dovrebbe sfiammarsi tutta questa parte. Vi ho fatto vedere ieri, siamo passati da quasi 2000 pazienti ricoverati a oggi sono 270 se non ricordo male. Questo è il dato che più ci interessa evidenziare. Prima di passare la parola alle domande, volevo dirvi un paio di cose. Stanno aumentando i versamenti, siamo ormai quasi a 58 milioni di euro e siamo arrivati a 39.000 versamenti, quindi grazie a tutti coloro che versano o che magari mandano materiale, perché c'è ancora chi magari fa donazioni di derrate alimentari, di diverse... sempre a favore o di settimane ancora di villeggiatura a favore dei sanitari. Abbiamo 3 bimbi che volevo, siccome mi sono preso l'impegno almeno di presentare qualche disegno ogni giorno, queste sono 2 sorelline, eccole qua, così saranno felici. Sono 2 disegni, sono Anna e Gaia Oggian di San Donà di Piave, e che mandano anche loro la loro interpretazione sul coronavirus e andranno in mostra. Poi abbiamo Emma
che ci manda, vedete, è emblematico questo disegno, no? I dondoli vuoti, e questo è il periodo del coronavirus. Infine questo ci arriva da Hong Kong e ce lo manda Anita Mauriello da Hong Kong, e abbiamo fatto la riproduzione ovviamente su carta fotografica, ma è un disegno originale che poi manderà per la mostra, quindi c'è qualcuno anche che ci segue a distante. E poi questo è un sasso che mi ha dato una bimba, Veronica Isola, ha preso un sasso e ha interpretato il periodo del coronavirus con un sasso, quindi ringraziamo anche Veronica che mi ha consegnato personalmente questo sasso, è andata a raccogliere un sasso in presa diretta, lo ha disegnato e me l'ha consegnato per la mostra. Questa è una bimba che a occhio avrà avuto 5 anni, 5-6 anni penso, forse la prima elementare. Quindi grazie anche a questi bimbi. E passare la parola per le domande, per poi, dovevo ringraziare il signor Francesco Fochesato che ci ha portato la Durona di Chiampo. Eccolo lì, lo saluto, buongiorno. È una DECO, una denominazione comunale, poi saranno per voi, sono i duroni, le ciliegie. Detta che è la regina d'Italia perché il primo è la ciliegia premiata quest'anno a livello nazionale come DECO, denominazione comunale, e quindi la Durona di Chiampo. Ho già salutato la delegazione del comparto marittimo e dei rappresentanti del mondo dello spettacolo e della cultura, so che li ha incontrati anche l'assessore Lanzarin e stamattina l'assessore Bottacina che ha incontrato i trasporti e gli spettacoli viaggianti, no? E prego per le domande. Poi vediamo. Buongiorno Presidente. Un dettaglio magari prima della domanda vera e propria. Chi voglia aiutare gli elefanti e i dromedari, cosa deve fare? Allora, ci sono due modalità. O contatta la protezione civile, se uno dice io ho un camion di fieno da donare, immagino che non... per carità, posso andare direttamente, abbiamo detto 90 Vicentina o Somma Campagna, sono due realtà, e quindi si possono fare delle consegne di fieno mangimi direttamente lì, oppure contattano la protezione civile, noi raccogliamo e portiamo, noi stiamo già predisponendo. Considerate che a 90 Vicentino sono 150 animali, ma sono più animali da parco zoologico, di bassa corte con qualche lama eccetera. Invece a Somma Campagna c'è il circo, c'è elefanti, dromedari e gli animali del circo. Allora, la domanda è questa. Mi sembra che i riflettori siano puntati sempre più sull'autunno, sulla fase autunnale, insomma il virus adesso si sta spegnendo, però continuiamo a leggere dichiarazioni dei virologi, degli infettivologi che ritengono possibile e in alcuni casi probabile una nuova presenza, magari in forma lieve, in forma depotenziata, però una nuova presenza del virus che in questo caso potrebbe intrecciarsi con la normale stagione influenzale, con le difficoltà che nascono dalle analogie dei sintomi. Ecco. Allora, la domanda istituzionale per lei, poi la stessa domanda la rivolgerò al professore, insomma, che potrà darci una valutazione clinica. La sanità del Veneto si avvia a rinnovare i direttori generali che sono in scadenza entro l'anno. Questo richiede dei tempi, richiede un bando, richiede dei tempi. C'è magari l'eventualità anche di un cambio in corsa, magari nel periodo proprio più delicato. Lei ha valutato questa situazione, non so, ritiene di procedere a un rinnovamento fisiologico, ritiene magari di valutare una proroga? 1. 2. C'è un piano della sanità per l'autunno in relazione a queste due evenienze, la seconda ondata possibile di Covid e la stagione influenzale? Grazie. Sì, guardate, allora, con una piccola premessa che di mezzo ci sono le elezioni. Lo dico perché c'è anche un fatto, come si può dire, di correttezza istituzionale, quindi mettersi qui a parlare di futuri direttori lo farà chi sarà eletto e avrà pieno titolo per fare e decidere. Io posso solo dire che stiamo preparando, anzi stanno preparando, io ho chiesto un piano, abbiamo chiesto un piano
per, diciamo, la fase 4, come la chiamo io, no? È quella che vi ho definito come lo schieramento dell'artiglieria pesante. Pensate che sarà una fase comunque complicata. Se voi immaginate per assurdo, se non avessimo il coronavirus a settembre, ottobre, quello che sarà, non avessimo il Covid-19, comunque avremmo il ritorno di quello che ormai è il male di stagione, poi ve ne parlerà il professor Vianello, che è l'influenza, no? Le malattie da raffreddamento, eccetera. Voi mettetevi nella testa, per questo il piano dovrà essere scritto con molta attenzione, di tutti coloro che avranno 2 linee di febbre, avranno della tosse e io penso che 9 su 10 avranno il dubbio di avere il coronavirus. Quindi noi, anche se non ci sarà il coronavirus, ci dovremmo comunque schierare con l'artiglieria pesante, e qui ci dà una mano la diagnostica, ad esempio, perché dovremmo subito attuare la discriminante tra i Covid-19 e quelli non Covid-19. Non è che possiamo pensare che tutti coloro che avranno l'influenza o avranno, diciamo, la tosse, il raffreddore con la febbre debbano essere messi in quarantena, perché si rischierebbe veramente di creare guai. Quindi sta scrivendo un piano ad hoc per questo, ovviamente passando per le terapie subintensive, le intensive, le malattie infettive, insomma, quello che è ormai un piano che possiamo scrivere con molta più precisione e preparazione rispetto a prima. C'è un elemento fondamentale che è quello del testing, cioè che è quello della diagnostica. È ormai, come si può dire, innegabile che, essendo, lo dicevo anche ieri, essendo una pandemia, coinvolgendo il mondo intero, essendo, fra virgolette, anche un business per tutte le multinazionali, è innegabile che l'evoluzione da qui a ottobre di quello che saranno i test diagnostici o altre modalità, tra i quali anche i farmaci, l'eventuale vaccino, eccetera, ci catapulteranno in un'era glaciale diversa da quella di oggi. Cioè voi dovete pensare che noi stiamo scrivendo un piano immaginando che magari il tampone non sarà proprio così definito l'unica modalità diagnostica, magari ci saranno, siccome le multinazionali ci dicono fra un mese noi siamo pronti con alternative diagnostiche e istantanee, rapide, capite che cambia il mondo. Cioè, vi ricordo che le prime settimane i tamponi avevano la processazione con la diagnosi nel giro di 2 o 3 giorni, adesso siamo nelle 24 ore, però se l'avessimo in un quarto d'ora, in 10 minuti, capite che cambia il mondo. E quindi oggi in unità di crisi peraltro si è definito che il piano sarà pronto per il 15 di luglio, quindi i tempi. Ovviamente sarà un piano che verrà validato dal Comitato Tecnico Scientifico, il professor Vianello fa parte del comitato. Per quanto riguarda i direttori, penso che la sanità del Veneto sia talmente strutturata che sia in grado di affrontare qualsiasi azione, no? O scelta, ma questa la farà chi avrà titolo per fare queste scelte. Poi si era prenotato poi il collega, dov'è? Laggiù, Fioravanzi e Zambon. Buongiorno Presidente, Ciao. Io faccio una domanda che è molto specifica, però dopo si amplia veramente il campo a 360 gradi ed è una domanda per lei che ci arriva tra l'altro dal Presidente di Confartigianato Asolo Montebelluna, Fausto Bosa, il quale come di professione è un NCC e si riferisce alla sua conferenza stampa di ieri nella quale aveva detto che secondo l'ordinanza regionale si può tornare alla capienza da libretto di circolazione, se non erro. Il loro dubbio è il fatto che invece è ancora in vigore il DPCM a livello nazionale che indica 2 persone per fila di sedile, escludendo anche i posti di fianco al conducente. Quindi in questo caso, quando c'è un contrasto tra quelle che sono le linee guida regionali e quelle nazionali, che cosa bisogna fare? No, guarda, non c'è nessuna contraddizione. Intanto io ieri non ho parlato degli NCC, ma ho parlato del fatto che i cittadini ci chiedono come possono gestirsi il viaggio in auto con conviventi oppure con amici, punto. Quindi mi spiace che qualcuno abbia pensato che si parlasse di NCC. È ancora vigente la norma nazionale che prevede le 2 persone sedute dietro e nessuno a fianco al guidatore dell'NCC o del taxi. Quindi mi spiace, ma ieri insomma c'è la registrazione, non ho neanche citato la parola. No, non ho neanche citato la parola taxi o NCC. Erano proprio delle richieste che molti ragazzi ci fanno, devono andare al mare. Se ho 4 amici posso caricare in auto? Sì, se la macchina è omologata e se hanno tutti la mascherina perché non sono conviventi, cioè questa è la risposta. Prego. Chiedo
come ufficio stampa della FIT, della Trasporti questi, perché sto facendo in diretta. Dov'è il circo Togni? Perché è a Somma Campagna. Sì, no, ma sapete dirmi un posto, ma in Somma Campagna sanno dov'è. Sì, per dare un'indicazione che se qualche appassionato di cavalli vuole aiutarli, per non dire Somma Campagna in genere. Sì, è Somma Campagna, guarda, hanno 16. Se c'è un'ubicazione, qualcosa? No, possiamo darla con precisione, adesso io qui non ce l'ho scritto. Sì. Abbiamo adesso la sala operativa. Abbiamo visto i circoli equestri se possono aiutare. Certo, grazie. L'ho già detto, però se so qualcosa di preciso per i non veronesi, insomma. Grazie mille. Se un vicentino vuole aiutare, insomma, campagna può essere Africa. Grazie. Zambo. Buongiorno, io tornerei un momento se possibile sul tema del trasporto pubblico locale. Ciao. Buongiorno. Dunque, assembramenti, vaporetti ormai sono diventati una scena che vediamo spesso, però in generale è un tema che voi avete toccato più volte chiedendo il fronte comune con le regioni. Doveva essere imminente la riunione della conferenza delle regioni in cui se ne sarebbe parlato. L'altro elemento è che il rappresentante dell'INAIL, Sergio Iavicoli, in CTS nazionale, ha detto di recente che effettivamente dopo il via libera sugli aerei si dovrà andare al ritorno per la capienza al 100%, quindi si stanno componendo un po' i pezzi. Avete novità a riguardo? Ne avete parlato con le regioni, col governo, con la De Micheli? No, non c'è novità, però voglio dire che condividono tutti la mia proposta a questo punto, visto e considerato che io l'ho fatto in tempi non sospetti e resto convinto del fatto che se in auto tu puoi girare con non conviventi seduti in auto, puoi portare addirittura 4 persone se la tua macchina è omologata per 5, basta che abbiano una mascherina. Non capisco per quale motivo in un autobus tu non possa utilizzare la capienza da omologazione. Ma guardate, questo ci risolve un sacco di problemi, cioè ricordatevi che poi, come giustamente ricorda spesso Bottacin, l'accordo fatto il 13 di aprile per i lavoratori prevede che 2 lavoratori possono lavorare a una distanza superiore al metro senza mascherina. Gli stessi lavoratori in autobus non ci possono andare se sono a una distanza inferiore a 1 metro. La domanda è quanta fretta c'è a questo punto? È totale. Noi abbiamo scritto, fra l'altro il Veneto ha scritto a firma mia una richiesta che è stata validata e sostenuta dalle regioni, dai colleghi governatori, proprio nei confronti del governo perché si adotti questa modalità. Adesso io non ho ancora ben capito perché ci sia ancora ritrosia, però fatto col mondo, diciamo, degli aeroporti e quindi degli aerei, penso che il tema dell'autobus sia facilmente risolvibile. Bisogna portare la mascherina, punto, durante il trasporto, penso che non sia quello il problema. Del resto chi è che non andrebbe in treno in autobus, senza mascherina? Comunque te la metti la mascherina, no? È un ambiente chiuso, ci vai nel negozio con la mascherina. Lanza e Andrioli. Presidente, ciao. Buongiorno. Che partite avete, che questioni avete aperte come conferenza delle regioni, come presidenti delle regioni con il governo? Beh, sì, abbiamo tutta la partita della scuola, questo è poco ma sicuro, nel senso che la scuola è quella più cogente. Considerate che intanto si incastra sempre quel ragionamento sulla data delle elezioni che, diciamo, condiziona le scelte per cui stiamo attendendo. Immagino che a volta di domani si saprà qualcosa. Dall'altro sono le linee guida, nel senso che le regioni stanno elaborando le linee guida alternative, o meglio, diciamo, a supporto, ad adiuvandum, diciamo così, a quelle idee che si sono lette a livello nazionale, per dare un minimo di ottimizzazione a quello che deve essere il servizio scolastico, quello che deve essere senza complicazioni, senza box in plexiglass, senza tutta una serie di sovrastrutture che a nulla servirebbero in aula, no? Per cui noi stiamo redigendo le nuove linee guida per la scuola. Questa, diciamo, che è la più importante in questo momento. Sì. Sono in fase di trasmissione oggi al Ministro. Oggi si aprono i cinema, lei pensa di andare al cinema stasera? No, ho altra roba da fare stasera. No, perché
Vede, Presidente, noi ci siamo accorti che quando lei posta una foto sul suo profilo Facebook, infatti ci chiediamo che obiettivo ha di cercare gli influencer, lei quando posta una foto c'è un botto, vada al cinema così tutti andranno al cinema. No, fra l'altro ho visto, voi sapete che cerco di postare e dare una mano a coloro che a livello veneto fanno delle attività, penso soprattutto al mondo della cultura, e ho postato il libro di Carraro sui percorsi delle Prealpi, ha esaurito l'online, cioè, quindi vabbè, mi fa piacere, no? Perché poi adesso stiamo per postare un artista che fa dei grandi lavori, non è conosciuta, ed è giusto dare una mano a sti ragazzi che si danno da fare. E non ci sarò perché voi sapete che sono da tutt'altra parte stasera, però un invito a tutti, ne approfitto, per andare al cinema, andare a teatro, fare in modo insomma che l'economia sia aiutata anche da piccoli gesti, che è quello magari dell'impegno di andare a vedere un film, e ripartire, è fondamentale ripartire. Poi avete visto i gelatieri ieri hanno presentato il gelato allo Spattodin, quindi è una garanzia, no? Andreollis e Vanzan ha terminato. Abbiamo capito allora perché non fa la lista degli influencer, i nomi sono top secret, perché la notizia che c'era tra un po' che la conferenza stampa del Presidente Zaia andrà avanti anche per tutto il mese di luglio, tutto il mese di agosto. Fino al giorno delle elezioni. Esatto. Visto che c'è gente che è convinta che i veneti siano così idioti, che siano condizionabili dalle conferenze stampa di un presidente che parla di coronavirus, di ordinanze e di quant'altro. C'è ancora qualcuno in giro che considera che i veneti siano degli sprovveduti che si fanno teleguidare da una diretta dove si parla di coronavirus. E sta smettendo la scelta degli influencer? No, è un'altra roba, gli influencer sono un'altra roba. No, sono parla meglio lei del Veneto, che lo conosce bene. Perché io lo amo il Veneto. Chi parla male del Veneto non lo ama. Prego. Se può entrare un po' nello specifico del piano della sanità in vista della fase 4, domanda che poi, questa per l'aspetto politico a grandi linee, poi stessa domanda volevo entrare un po' di più con il comitato tecnico scientifico, che cosa è cambiato rispetto a un pre-Covid e l'esperienza di Covid, che cosa ha insegnato nel predisporre un piano? Sì, grazie Milva. Poi lascio al professor Vianello ovviamente la parte, poi è a disposizione, il professore mi ha detto che è a disposizione per le domande. Guardate, noi partiamo da un presupposto che siamo partiti dall'anno 0, 21 febbraio, conoscenze, possiamo definirle bibliografiche, no? Cioè di informazioni, ma nulla sul campo, perché il coronavirus non ce l'avevamo. C'è stata un'evoluzione, poi il prof sarà sicuramente più bravo di tutti noi a definire questa evoluzione anche da un punto di vista clinico e dell'atteggiamento clinico, per arrivare a schierare, come dico io, l'artiglieria pesante. Io spero non serva, però avete visto, cioè, lo dico sempre, ma non voglio fare la difesa della Lombardia, cioè, lo dico perché è giusto dirlo. Quando io ho visto i primi, ieri tu Milva non c'eri, l'ho citato anche ieri sto aspetto, no? Quando ho visto i primi malati a Venezia, perché noi abbiamo avuto Vo e poi Dolo, Venezia, i primi, centro storico San Giovanni e Paolo. Anche dei sanitari, fra l'altro, si positivizzarono in quell'occasione. Dissi, vabbè, adesso è finita, perché Venezia è la patria dell'assembramento, figuratevi che disastro ci verrà fuori. È partito il focolaio e si è spento. Cioè, questo è un virus stranissimo, per cui noi dobbiamo cercare di portare in magazzino tutte le munizioni possibili e immaginabili. Poi magari arriverà qualcuno dalla Corte dei Conti o qualche cittadino che passa le sue giornate a leggere le carte, a fare esposti, e ce ne abbiamo in giro per il Veneto, esposti su tutto. Sulle mie dichiarazioni ci sono esposti di tutti i tipi, perché chiamo una mascherina DP, ma non era un DP, la mascherina di Franceschi, quindi ho fuorviato i cittadini e quindi qualcuno si sarà ammalato perché io erroneamente, perché ci siamo sti livelli. Vabbè, a parte questo, però sarà fondamentale non abbassare la guardia. Io non so se arriverà o non arriverà o arriverà il virus, questo non lo possiamo sapere, però comunque non possiamo sbagliare. E anzi io spero, questo ve lo dico veramente col cuore, spero che da qui a ottobre sia ancora un'occasione di arricchimento culturale per noi rispetto al virus. Sto leggendo in queste ore report stranieri sui focolai di Pechino. Anche lì questa storia qui non è spiegabile, no? E quindi dobbiamo capire, e poi sto virus che hanno criticato il professor Zangrillo perché ha detto clinicamente è morto.
ma noi vediamo che è meno aggressivo di prima e quindi sono pezzi di RNA che non fanno più crescere e sviluppare il virus, o è una mutazione, i virus comunque mutano. Noi siamo positivi, non siamo pessimisti, speriamo che vada bene l'autunno e l'inverno, però non possiamo passare alla guardia. Se questa è la domanda che mi hai fatto, cioè questo è quello che ti dico. Qualche dettaglio in più sui numeri, cioè la struttura della famosa artiglieria pesante. Noi replichiamo, guarda, il piano si sta scrivendo, posso già dirvi che replichiamo assolutamente in maniera base i numeri che abbiamo portato ai massimi, cioè se avevamo 1600 posti potenziali di malattie infettive, tornano i 1600 posti di base, i 5 ospedali chiusi ma che sono lì arredati, che basta andare lì e dargli una spolverata, hanno tutti i letti nuovi, i vecchi ospedali riaperti, si riaprono pronti all'uso. Le 400 terapie subintensive del Veneto, anche di più, ci sono le 825 terapie intensive, che poi sono un migliaio, perché vi ho già detto che abbiamo respiratori in magazzino, noi le attrezziamo. Poi per carità sarà un lavoro ciclopico fatto per niente, meglio così piuttosto che avere una lista di morti, meglio così. Però prof magari poi vi dà uno spaccato anche di quello che si può fare, e penso che sia la giornata giusta per far intervenire il prof. Vi è sufficiente? Giusto un dettaglio, perché prego. È uno dei focolai di Pechino, siccome noi non siamo neanche tanto esperti per capire se è una variazione del virus, se è più o meno, comunque al cittadino non interessano poi le scelte che fa il decisore politico alla luce, certo, tradotto e semplificato dal linguaggio scientifico, per dire si apre e si chiude. Oggi si aprono le frontiere dell'Unione Europea, tutte, e il 1° luglio si aprono tutte le altre frontiere, con il rischio forse potenziale di rimovimento del virus, più o meno potente, più o meno virulento. Quindi il passaggio è proprio quello. Adesso sarà anche meno violento, se però dovessero moltiplicarsi i focolai si ricomincia da capo. Ma sai, noi ogni volta che c'è un provvedimento, l'apertura delle frontiere, l'anti-lockdown del 4 maggio, il 18 maggio con l'apertura dei bar e ristoranti, ogni volta buttiamo il cuore oltre l'ostacolo, perché non c'è mai una certezza matematica che possa andare tutto liscio. Questo lo dobbiamo dire, cioè se qualcuno pensa che da qui ai prossimi mesi ci sia qualcuno che possa firmare una fiducia sul fatto che non ci sarà un focolaio, non ci sarà una reinfezione, non potranno esserci magari ancora delle chiusure, nessuno lo può dire. Per cui è inevitabile che ogni volta è un rischio, e anche l'apertura delle frontiere è un rischio. Chi è che può garantirci, darci la certezza assoluta? Però è un rischio che dobbiamo correre, perché questa è la fase, come l'abbiamo definita, della convivenza, no? L'alternativa qual è? Restare tutti chiusi in casa e aspettare che il virus se ne vada da solo, però non siamo nelle condizioni per fare questo, moriremo di crisi isteriche piuttosto che di fame per qualcuno, insomma, o di altri motivi. E volevo dirvi, la favola siamo noi, Noventa Vicentina, in via Caselle 13, questi sono i 150 animali a Noventa Vicentina, via Caselle 13, poi vediamo. Invece il Circo Cesare Togni è a strada San Giorgio 44, Somma Campagna, strada San Giorgio 44, Somma Campagna. Ok? E passerei la parola al professor Andrea Vianello, che vi ricordo è direttore di fisiopatologia respiratoria dell'azienda ospedaliera dell'Università di Padova. E il professor Vianello ha un curriculum che poi vi invito a andare a leggere, oltre 90 pubblicazioni, è un esperto di respirazione, di polmoni, di patologie, insomma di tutto quello che è l'ambito respiratorio. È un punto di riferimento nazionale e non solo, e è colui che per noi ha rappresentato le terapie subintensive in corsia, ma anche in comitato tecnico scientifico. Gli passo la parola, prego prof. Lascio poi togliere, siamo scritti. Fisiopatologia respiratoria. Grazie Presidente per l'opportunità che mi ha dato di raccontarvi un po' quella che è stata la nostra esperienza e buongiorno a tutti. Direi che la nostra esperienza può essere affrontata
mio parere, da 3 punti di vista: da un punto di vista strettamente tecnico, un punto di vista organizzativo e infine un punto di vista umano, professionale. Dal punto di vista tecnico la questione credo che voi la conosciate già, cioè ci siamo trovati di fronte a un gruppo consistente di pazienti che erano troppo gravi per poter essere curati nei reparti di malattie infettive e per i quali abitualmente si prevedeva il trasferimento nelle terapie intensive. Allora la questione che noi ci siamo posti è stata se, sfruttando tutti gli avanzamenti tecnologici che c'erano a disposizione, noi potessimo curare questi pazienti fuori dalle terapie intensive, in modo da tale da riservare e proteggere quei letti ai casi estremamente gravi. Per fare questo c'erano 2 necessità. La prima era avere a disposizione i dispositivi tecnologici. Devo dire che io non so se questo abbia differenziato il Veneto dalla Lombardia, ma noi non ci siamo mai trovati in una situazione di carenza di materiale, sia di materiale di protezione individuale, sia di dispositivi che in parte voi avete già tante volte sentito nominare: i caschi, gli apparecchi per la ventilazione non invasiva, gli apparecchi per l'ossigeno ad alti flussi. Quindi il primo requisito c'era. Il secondo requisito era quello che noi sapessimo fare questo lavoro, e qui mi permetto di dire che abbiamo potuto sfruttare l'esperienza che in passato avevamo fatto, utilizzando in parte quello che c'era di questi nuovi dispositivi, di questi nuovi avanzamenti tecnologici su tipologie diverse di pazienti. Quindi siamo partiti, e direi che quello che un po' ci ha caratterizzato è stato il fatto di aver spinto fino all'estremo questo tipo di approccio. Io avevo sempre in testa questo, che cioè il nostro reparto fosse come una specie di linea del Piave: al di là c'è la rianimazione, ma i pazienti devono rimanere al di qua. Questo noi l'abbiamo avuto in testa e diciamo le nostre scelte tecniche sono state spinte fino al massimo proprio con questo obiettivo. Quindi abbiamo avuto questo approccio e questa filosofia, e con il passare del tempo poi ci siamo trovati anche in una situazione particolare, cioè era così importante questo obiettivo che il nostro reparto, come altre terapie subintensive del Veneto, è diventato l'ambiente ideale per impiegare tutti anche gli avanzamenti, le terapie farmacologiche che passo dopo passo venivano messe a disposizione. Per cui abbiamo usato in maniera consistente farmaco di cui credo abbiate sentito parlare tante volte, si chiama tocilizumab, cioè farmaco anti-artrite. Abbiamo usato su una consistente quota di pazienti e abbiamo usato un farmaco antivirale all'interno di uno studio clinico, si chiama Remdesivir, e poi nell'ultima fase della nostra esperienza abbiamo usato il plasma. Abbiamo usato il plasma su 5 o 6 pazienti, anzi ho la soddisfazione di dire che proprio venerdì scorso abbiamo dimesso l'ultimo nostro paziente post-Covid, che è stato un paziente su cui abbiamo utilizzato, mi verrebbe da dire con successo, almeno nel caso specifico, il plasma. Quindi diciamo che siamo andati avanti così, e così facendo abbiamo ricoverato complessivamente un centinaio di pazienti nel nostro reparto con insufficienza respiratoria grave dovuta a polmoniti da Covid, e abbiamo trasferito in rianimazione non più di 5 o 6 pazienti. Diciamo che mi capita in questi giorni di rivedere alcuni di questi pazienti, perché sono malati che poi sono stati inseriti in un programma di follow-up, e vedendo le loro radiografie, rivedendo le loro TAC, la loro storia, io veramente mi sono fatto l'idea che poteva essere una strage che con il concorso di tutti è stata evitata. Quindi dal punto di vista tecnico le cose sono andate così. Dal punto di vista organizzativo direi che questa esperienza ci ha insegnato molto, e penso che l'abbia insegnato anche ad altri. In particolare io credo ci abbia insegnato a adottare dei sistemi flessibili, prima di tutto all'interno dell'ospedale. Cioè il nostro reparto è dotato di 15 letti, ma poi per Covid i letti sono stati via via aumentati, 15, 18, e tutto in ragione delle necessità del momento. Quando le necessità sono venute meno, sono stati anche ridotti i posti letto. Io credo che questo debba essere un modo di lavorare, di organizzare l'ospedale nuovo, che va applicato anche a scenari futuri. Prima il Presidente ha fatto cenno
al problema dell'epidemia influenzale, che in passato non raramente ci ha messo in difficoltà. Io credo che questi modelli devono essere applicati anche a queste altre situazioni. E l'altra esperienza organizzativa è stata certamente l'integrazione, cioè si è superato il fatto di avere davanti dei divisori che non raramente tuttora separano un reparto da un altro. Cioè, il lavoro che è stato fatto è stato un lavoro di estrema integrazione, di continuo interscambio con i reparti di malattie infettive, con le terapie intensive. E è stato un lavoro estremamente redditizio, prima di tutto per i pazienti, che hanno sempre trovato la collocazione ideale per le loro cure. E l'ultimo punto è quello, direi, forse umano. Sì, umano. La mia posizione è un po' diversa da alcune cose, da molte cose che si sono dette e lette in questo periodo, nel senso che certamente il problema numero uno che io ho percepito è stato quello della comunicazione, cioè voi sapete che è stato detto tante volte, grande isolamento, grandi barriere di separazione tra medici e pazienti. Io personalmente almeno credo di avere sempre una buona empatia con i pazienti, e queste barriere indubbiamente a me e ai miei collaboratori creavano problemi. Però, detto questo, io non ho vissuto, io e credo anche i miei collaboratori, non abbiamo vissuto quella percezione tragica della morte e dell'abbandono, della morte e della solitudine dei pazienti. Non l'abbiamo percepita, prima perché io credo, lo dico, ma credo che la morte faccia parte dell'esperienza dei medici, e quindi sia stata comunque una realtà con cui purtroppo avevamo una certa consuetudine. L'isolamento, la solitudine dei malati non c'è stata, perché nei pochi casi che sono deceduti nel nostro reparto noi abbiamo cercato con i nostri limiti di fare in modo che i familiari di questi pazienti, con tutte le dovute precauzioni, avessero accesso ai malati. Quindi io questa percezione, questa sensazione di abbandono e di solitudine non l'ho avuta. Noi ci siamo posti in un'altra maniera fin dall'inizio, cioè avevamo chiaro l'obiettivo, e direi che il sentimento prevalente che ci ha guidato è stata la determinazione. La determinazione e l'idea di arrivare dove per il bene di tutti era necessario arrivare. Abbiamo fatto quello che siamo riusciti, il massimo che eravamo capaci di fare, le cose direi che nel complesso sono andate bene, magari qualcuno dall'alto ha protetto i nostri malati, ma insomma il risultato finale è stato questo. Grazie. Grazie professore. Domande? Filippo, cominciamo con i giorni. Valvan, colleghi del radio. Intanto apprezziamo la sua sintesi, nel senso che ci ha descritto insomma un quadro articolato che colpisce. A me ha impressionato questa sua espressione, poteva essere una strage, con il concorso di tutti l'abbiamo evitata. Esattamente che cosa vuol dire? Cioè che cosa sarebbe potuto succedere materialmente se non fossero state introdotte, se in corsa non aveste cambiato, penso, il protocollo, no? Rispetto alle... Cosa sarebbe accaduto? Guardi, le do un esempio, faccio un esempio. Nell'ospedale di Padova sono stati dimessi, dall'ospedale di Padova sono deceduti per Covid all'incirca 60 pazienti, e ne sono stati dimessi post-Covid 360. Quindi di fatto è deceduto meno di un paziente su 6. Io penso che se noi, a fronte di questo, io ho mentalmente rivisto la gravità di questi malati. Allora io credo che se non fossero stati fatti con tempestività questi aggiustamenti, ci potrebbe essere stata una strage dovuta al fatto, non so se strage sia un termine drammatico, ma le cose avrebbero potuto andare in maniera molto diversa, perché o avremmo veramente dovuto anche noi rinunciare a una certa intensità di cura, e quindi in questa maniera ridimensionando le aspettative prognostiche dei pazienti, oppure avremmo dovuto fare dei trasferimenti in massa, fin tanto che era possibile, nelle terapie intensive. Allora, voi sapete che le terapie intensive sono dei reparti salvavita che usano degli strumenti e delle procedure salvavita, ma che non raramente strumenti e procedure sono gravati da un rischio di complicanza importante. Quindi io penso che se noi avessimo
dovuto trasferire grandi numeri di questi pazienti nelle terapie intensive, saremmo andati incontro a un grande rischio di complicanze che alla fine avrebbe reso lo scenario completamente diverso da quello che è stato. Grazie. Prego. Buongiorno. Lei ha usato un termine integrazione di cure farmacologiche e integrazione anche di attività tra i reparti. Questo elemento può essere la cura, anche se non è la cura targetizzata per il Covid-19 in questo momento e che in qualche modo rassicura, può rassicurare. Sono questi gli strumenti per cui un eventuale ripresentarsi del virus, insomma, ci lascia più tranquilli, vi lascia più tranquilli? Sì, integrazione è un termine importante. Integrazione, lei ha detto giustamente, integrazione delle cure, sì, perché via via che il tempo passava, questi erano pazienti sui quali, sulla base di una certa ragionevolezza, si integravano insieme varie tipologie di intervento. Certo che questi sono pazienti che sono stati ventilati non invasivamente, ma una parte di questi pazienti sono anche stati trattati con il plasma, una parte di altri di questi pazienti hanno fatto il farmaco antiartrite, cioè l'esperienza ha consentito di chiarirsi le idee, ma il principio secondo me è stato proprio quello che lei dice, cioè integrare ragionevolmente tutto quello che c'era a disposizione. Questo dal punto di vista del trattamento. Dal punto di vista dell'organizzazione è ancora, la cosa ancora più clamorosa, perché abitualmente, francamente, le cose non funzionano così, cioè c'è difficoltà. Se io devo trasferire un paziente ad un altro reparto perché ritengo che quella sia la sua più adatta serie di cure, devo aspettare del tempo, devo aspettare che in quest'altro reparto i letti si liberino, che tutta una serie di condizioni. Non è un'integrazione stretta, l'integrazione stretta c'è stata durante il Covid ed è, io penso, certamente la formula da replicare e la garanzia di un esito più favorevole per i pazienti. Nuovo Ferrari. Sì. Grazie professore, parlerò un po' più forte. E a me ha molto colpito la parte diciamo che lei ha toccato sulla solitudine dei malati, soprattutto quelli terminali, e che chiaramente ha colpito tutti, immagino. Lei ha detto una cosa molto che vorrei che mi confermasse, se ho capito bene, che siete riusciti a far incontrare con le dovute precauzioni i malati terminali con i loro congiunti. Esatto. Guarda, io credo che nel nostro reparto, se non sono mal informato, sia stato il decesso della più giovane paziente deceduta del Veneto, se non sono mal informato. Peraltro deceduta perché aveva delle gravissime complicanze associate. Per esempio in quel caso, che ricordo bene, ne ho discusso più volte, il marito è venuto a visitare la moglie fino, adesso non ricordo, il giorno prima del decesso, fin quando ha ritenuto di voler venire. Ecco, e questa è sicuramente una bella notizia. E volevo chiedere un'altra cosa. I pazienti Covid, è successo che il paziente Covid sia stato il Covid sia stato il male minore di un paziente, cioè che fosse poi invece avesse bisogno di altre cure? Guardi, io non sono tanto d'accordo su questa interpretazione, cioè non sulla sua, ma su quella che è stata data, cioè contano le comorbidità, cioè i pazienti hanno il Covid ma muoiono per altre ragioni. Nella mia esperienza per lo più non è stato così, cioè i pazienti nella gran parte dei casi erano pazienti con grave insufficienza respiratoria. Questo è il fattore di rischio. Poi è vero che alcuni malati avevano delle comorbidità che conoscete, cardiopatici, nefropatici, eccetera. Questo ha sicuramente complicato l'iter. Per esempio, il paziente l'ultimo che siamo riusciti a dimettere la settimana scorsa era un paziente pieno di comorbidità, per cui tanto più sono stato soddisfatto di dimetterlo. Ma nella nostra esperienza almeno, che naturalmente era focalizzata, il vero problema era il problema respiratorio. Grazie. Prego. Altre domande? Andreoli.
Professore, buongiorno. Mi spieghi bene, per favore, il suo reparto è sempre esistito, cioè il subintensivo non è stata una novità per il Covid, l'avevate già. Quando avete avuto la necessità di utilizzare tutti i dispositivi che lei dice non abbiamo avuto nessun problema, di quanto siete aumentati? Certo, allora i letti subintensivi sono aumentati di 18. Cioè noi abitualmente abbiamo un reparto, diciamo, pneumologico ordinario, all'interno del quale ci sono sempre stati 4 letti subintensivi. Devo dire che è un fabbisogno probabilmente sottostimato rispetto alla necessità del nostro ospedale. Nel momento della pandemia siamo passati a 18 letti, quindi in totale 22 letti subintensivi. Guarda una mano, professore, per cortesia. Lei ha parlato del fatto che oltre ai macchinari e dispositivi tecnologici avete utilizzato un po' tutte le terapie farmacologiche che via via si sono presentate, avendo avuto la possibilità di verificare gli ottimi risultati per quanto riguarda il plasma e il fatto che abbiate dimesso l'ultimo vostro paziente, l'ha resa felice. Secondo lei, di tutte le terapie che avete utilizzato, qual è, per l'esperienza che ha avuto, la migliore sulla quale insistere, considerato che qui si sta portando avanti questa idea della banca del plasma? Certo, allora, ognuno ha la sua esperienza e la sua visione. Per noi era importante bloccare la malattia nella sua fase più acuta. Questo è il problema che noi avevamo davanti. In questo senso, certamente per noi ha avuto importanza, sapete, quel farmaco antiartrite che è stato, l'abbiamo usato largamente su oltre 30 pazienti, e qui non è solo l'impressione favorevole, ma ci sono anche dei dati che adesso confortano questa impressione. Il plasma, allora sul plasma bisogna essere più prudenti, e soprattutto per una ragione, perché è stato l'ultima risorsa farmacologica che abbiamo avuto a disposizione, e come tale abbiamo naturalmente e fortunatamente avuto meno possibilità di impiegarlo. La mia impressione è favorevole da 2 punti di vista. Innanzitutto, che forse è il più importante, la sicurezza. Cioè non dobbiamo, nell'intento di guarire i pazienti a tutti i costi, usare farmaci che fanno più danni che benefici. Questo con il plasma non è mai stato, e oltre alla mia impressione c'è anche una letteratura che ormai ridimensiona molto i rischi legati alla terapia con il plasma. Per quello che riguarda i risultati, ripeto, sotto la mia impressione è stata favorevole, però su un numero molto limitato di casi. Professore, lei che impressione o che aspettative ha per quanto riguarda la possibile recrudescenza del virus nella prossima stagione autunnale? E legato a questa domanda, lei scaricherà la app Immuni? Non so quale sia l'opinione generale sull'app Immuni, non vorrei espormi. Allora, aspetti che vado in ordine. Prima la questione dell'autunno, l'ha già detto il Presidente, ma nessuno può dire niente. La mia vera convinzione è che non si torni nella situazione di prima, per varie ragioni, ma non credo, non riesco a immaginare che si torni nella situazione di prima, che sarebbe disastrosa per tutti, adesso non devo io allargare il mio scenario, ma limitandoci a noi, io non so se noi saremmo in grado di sostenere di nuovo l'impegno e la fatica che ha richiesto il periodo che abbiamo vissuto. Però io sono convinto che a questo io penso che non si arriverà più. Per quello che riguarda l'app Immuni, ma diciamo che i problemi sono tanti comunque. E li avete già detti voi tante volte, non so se la scaricherò, non lo so. Prego. Dal punto di vista del Comitato Tecnico Scientifico, alla luce anche dell'esperienza che avete maturato in trincea e poi dopo con un po' di distanza, forse non ce n'è ancora abbastanza, non il distanziamento sociale ma la distanza anche con i pazienti, perché tempo, ce ne sono ancora. Che cosa verrà messo di rigore nel piano sanitario che verrà presentato il 15 luglio? Qual è la differenza sostanziale col prima? E poi una domanda più specifica per lei.
Il 21 di gennaio, e domanda che faccio a tutti i professori luminari che vengono qui e che hanno vissuto l'esperienza di Covid dal Veneto, che però avevano questa volta, a differenza della spagnola, la possibilità di vedere in televisione e anche di interloquire con i propri colleghi in Cina e quindi anche con gli altri in tutto il mondo. Qui è stato detto più volte, ci siamo trovati impreparati, non tanto all'ondata. Lei si è trovato impreparato, lei che proprio sui polmoni ci ha fatto la sua specialistica, perché se c'è un punto di rimente, proprio quello, o è il sangue che infetta o si arriva con i polmoni. Noi non ci siamo trovati impreparati dal punto di vista tecnico, diciamo che non immaginavamo un'intensità del genere, cioè, più che l'impreparazione è stata la sorpresa, perché poi quando abbiamo confinato, compreso il fenomeno, siamo stati in grado, io credo, di risponderci adeguatamente, quindi non eravamo impreparati. È stata inaspettata, però, ripeto, questo è un altro ovviamente aspetto caratteristico di tutta questa storia, cioè la accelerazione dei fenomeni, l'intensità e l'accelerazione dei fenomeni, sia per quello che riguarda lo sviluppo della pandemia, sia lei ne ha fatto cenno per quello che riguarda l'intensità dei rapporti che tutto questo ha generato, sia all'interno dell'ospedale che fuori dall'ospedale, perché io come tutti abbiamo avuto contatti con tutto il mondo in quel periodo, come ha detto lei. Quindi non l'impreparazione ma la sorpresa. Per quello che riguarda invece le proposte riorganizzative, ma io credo, ma l'ha già detto anche qui il Presidente, che alcuni aspetti appunto organizzativi all'interno dell'ospedale devono essere cambiati. Una grossa differenza la farà il fatto che abbiamo o no, come è stato fatto cenno prima, a disposizione dei test che ci consentono rapidissimamente di catalogare il paziente. Se non sarà così, dovranno essere mantenuti e potenziati dei percorsi all'interno degli ospedali che separino nettamente le due tipologie di malati, il sospetto dal non sospetto. Questo ha tutta una serie di ricadute che vanno dal pronto soccorso a aree isolate all'interno dei reparti, cioè è un universo da ricostruire. Perché è la regola aurea di tutte le epidemie, cioè isolare. Certo. Basta leggere la peste di Camus senza andare tanto in là, cioè se tu isoli. Questo vuol dire che noi non siamo proprio concettualmente preparati a questo? No, cioè in precedenza, lo dico francamente, secondo me le nostre pratiche non erano così predisposte, così orientate ad affrontare così drammaticamente questo modello. No, secondo me non lo eravamo. Le cose adesso sono cambiate. Io penso all'influenza, come ci comportavamo gli anni scorsi. Non avevamo in ospedale, intendo dire, tutte queste precauzioni e queste attenzioni che invece adesso l'epidemia ci ha insegnato e che penso applicheremo in maniera sistematica. Quindi nel piano del 15 giugno troveremo proprio queste linee guida? Io penserei di sì. Pensa alla mascherina, in ospedale non si vedeva. Esatto. Ma in tutto il mondo era così. Esatto. Noi non usavamo, è vero, noi non usavamo le mascherine. Però dal 21 di gennaio in Cina avevano mascherine, scafandri e lei che lavora in un reparto dove il respiro, se non c'è, tu sai subito che l'infezione ti arriva così, era già un segnale o no? Sì. Sì. No, indubbiamente era un segnale al quale poi abbiamo risposto il più rapidamente possibile, però 2 mesi prima, come ha detto anche il Presidente, c'era l'epidemia influenzale, pochi giravano con la mascherina, capite? Molto pochi. Fois e Tosato. Ho detto non si possono fare previsioni per quello che riguarda l'autunno e quindi un ritorno, una nuova ondata di coronavirus, ma le risulta magari anche in prospettiva che il virus stia effettivamente perdendo di aggressività, e da che cosa lo si desume? Per esempio che la sintomatologia dei contagiati è più lieve rispetto a prima. Sì, guardi, lei sa che su questo fatto della virulenza del virus si è discusso molto. Io penso che il ridimensionamento, non vorrei dire delle banalità, ma penso che il ridimensionamento dell'impatto della malattia sia legato
più ad altre ragioni, che sono quelle che ci siamo detti, cioè la tempestività della risposta, la tempestività di identificare il paziente, la possibilità di isolarlo, la possibilità comunque, se necessario, di curarlo con quello che abbiamo a disposizione rapidamente, è secondo me la chiave di volta del miglioramento delle aspettative. Poi insomma, le faccio un esempio che è difficile capire. Faccio un esempio. Noi abbiamo avuto una paziente che ha avuto 4-5 tamponi negativi, d'accordo? Il sesto tampone si è positivizzato. Allora, che significato ha tutto questo? Ha il significato di malattia, di ripresa, o semplicemente, come è stato detto anche prima, ha il significato di frammenti virali che sono rimasti in un paziente con una carica elevata e quindi non creano problema. Quindi su questo fatto, dico questo perché sul fatto della perdita di virulenza del virus in realtà secondo me vanno fatte una serie di distinzioni. Esatto. Sì, io non mollerei l'osso su questa vicenda dell'autunno, capisco la sua cautela, però qui dovrebbe aiutarci anche l'esperienza proprio dello specialista nelle malattie respiratorie, nella fase influenzale. Lei teme questa sovrapposizione di sintomi analoghi che vi complicano la vita? Uno. L'altra domanda, anche qui lei è stato abbastanza diplomatico, ha detto alla collega Ada, non so se scaricherei l'Immuni. Per caso lei intravede in questa app un problema poi di gestione degli eventuali casi di positività? Cioè è questo che la rende perplesso? Grazie. Sì, circa la prima domanda, certamente sono preoccupato per l'autunno, ma non sono preoccupato solo tanto per la ripresa dell'epidemia, quanto, come è stato detto prima, per il sovrapporsi di situazioni che, se noi non abbiamo degli strumenti per diversificare fin dall'inizio, certamente creeranno dei problemi organizzativi, perché, come ha detto il Presidente prima, se arriva un paziente con febbre e tosse, che cosa facciamo? Quindi lo scenario autunnale è uno scenario preoccupante dal punto di vista organizzativo, se non ci saranno degli strumenti più forti e più rapidi per chiarire le cose. Sì, sull'app Immuni è esattamente quello che dice lei, cioè io mi domando come possa essere poi gestito tutto questo, cioè come possa essere gestita la questione dei contatti. Non ho le idee chiare, non sono ancora del tutto convinto. Nessuno ce l'ha, tranquillo. Ecco. Altre domande? Tu l'hai scaricata l'app? Tu sposato hai scaricato l'app? Al momento no. Non serve. Esatto, qui non serve. No, nel senso che il Veneto non fa parte delle regioni. No, ma da oggi è scaricabile da tutti. Sì. Oggi il progetto è nazionale, sono uscite da sperimentazione. Allora scarichiamola anche un eccesso di fiducia verso la sanità regionale. Direi che possiamo chiudere qua. Io volevo ringraziare il prof, avete visto che ne valeva veramente la pena. Ringraziare per suo tramite anche tutto il team, perché loro hanno fatto un lavoro straordinario. E considerate che al di là, lo chiedevate un po' tutti, no? I numeri dei letti, 18 letti, 24, quello che è. Al di là di questo, poi c'è tutto quello che è l'arricchimento culturale che il prof ha portato al Comitato Tecnico Scientifico, e le linee guida rispetto alle subintensive sono uscite da lui. Quindi tutta la strategia del subintensivo, ovvero di non andare a ingolfare le terapie intensive a prescindere, è nata dal prof, e questo è gran parte del grande risultato dell'evento. Quindi grazie veramente. Grazie Presidente. Grazie a tutti. Grazie. Se vuoi, Questa era la conferenza stampa del Presidente Regione Luca Zaia. Abbiamo sentito notizie molto importanti, molto interessanti anche su come è stata gestita l'emergenza coronavirus, su quello che ci aspetta
nei prossimi giorni, quindi insomma ne stiamo uscendo, la luce in fondo al tunnel si vede. Abbiamo passato, come ha detto il medico, momenti molto complicati, però pare che si possa andare verso una risoluzione, se non tempestiva e rapida, però almeno certa di questo grave problema. Ora noi facciamo una breve pausa, poi la nostra informazione prosegue.